Penso che siamo tutti quanti abbastanza intelligenti per riconoscere questa fregatura come cittadini italiani e votare no. Poi se vince il no non bocciamo solo questa riforma, se vince il no mandiamo a casa una classe politica, quelli che sostengono il sì, ma anche un po' di gente che sostiene il no e che sinceramente non se ne scende molto. Quindi il no ha un significato molto più grande e dobbiamo essere coscienti di questo. Vince il no, chiediamo nuove elezioni politiche, potrebbe essere anche che a maggio del 2017 andremo già a votare e potremo avere l'opportunità di eleggere un governo 5 Stelle di questo Paese, riuscire a portare al governo di questo Paese il Movimento 5 Stelle. Possiamo farcela. 2 anni fa eravamo al 14% come movimento e ci davano per morti. Oggi siamo la prima forza politica del Paese con oltre il 30% dei consensi, quindi nulla è impossibile. Convinciamocene, perché quello che stanno provando a fare è convincerci che diversamente da quello che propongono loro non ci possa essere nient'altro. Non esiste una riforma diversa da questa, non esistono leggi diverse da quelle che fanno loro. Io ce l'ho in mente una riforma costituzionale che passa per 3 punti. 1. Abolizione dell'immunità parlamentare ai parlamentari che si salvano dalla galera votando alla Camera e al Senato. 2. Abolizione dell'assenza di vincolo di mandato. Un parlamentare che entra in Parlamento, se sta in un partito, in un gruppo, non può cambiare gruppo e vendersi al migliore offerente. Se vuole farlo torna a casa. Se vuole farlo torna a casa e si fa rieleggere. E la terza, se veramente vogliamo davvero diminuire le poltrone, allora riduciamo il numero di deputati e senatori, lasciando però Camera e Senato col diritto dei cittadini di poterle eleggere, perché se esistono Camera e Senato i cittadini devono poterle eleggere esprimendo non solo il voto ma anche la preferenza. Queste sono delle riforme, soltanto che guarda caso qui si modificano 47 articoli con la riforma di Renzi e della Boschi e nessuno di questi 47 articoli prevede quello che tutti ci aspettiamo da una riforma della Costituzione, l'eliminazione dei privilegi e dei mali endemici della politica. Quello non lo hanno fatto. Invece hanno pensato bene di prendersi tutte le competenze delle regioni e dei comuni e portarsele nei ministeri a Roma. Voi siete una terra che ha sempre chiesto autonomia. Chi paga le tasse sul proprio territorio vuole che le decisioni si prendano sul proprio territorio. Questa riforma prende tutte le competenze della vostra regione e se le porta a Roma. E se le porta a Roma non perché vuole efficientare i servizi e renderli più efficienti, renderli più capaci di dare risposte ai cittadini, semplicemente perché i partiti che stanno a Roma stanno perdendo tutti gli enti locali. A maggio hanno perso Roma e Torino, l'anno prossimo perderanno la Sicilia perché la governeremo noi, stanno perdendo le regioni e i comuni, allora che cosa fanno? Le svuotano delle competenze, gli tolgono i servizi essenziali, perché togliendo i servizi e riportandoseli a Roma potranno continuare a lucrare sui nostri servizi, quelli che paghiamo con le tasse più alte del mondo industrializzato. Noi dovremmo chiederci come mai le nostre strade non siano lastricate d'argento e d'oro per le tasse che paghiamo, invece abbiamo i servizi e lo standard di servizi più basso dell'Unione Europea. Perché? Perché i nostri servizi sono stati il loro bancomat per anni. La nostra sanità, i nostri trasporti, la nostra scuola pubblica, tutto è stato il loro bancomat. Adesso rischiano di perderlo. Ogni volta che andate a votare trovate un modo per mandare a casa il partito di Matteo Renzi, ogni volta, e quindi in Costituzione prendono tutte le competenze e quei servizi e se le portano a Roma e le chiudono in un Senato che non sarà eletto da nessuno. Questa è la grande occasione per i partiti che stanno morendo di salvarsi la poltrona facendo una modifica della Costituzione. I partiti tradizionali sono in crisi, se votiamo no gli diamo la spallata definitiva. Io per questo sono qui in Veneto oggi, dopo sarò a Padova e stasera a Verona faremo degli incontri anche con imprenditori. Io voglio spiegare anche a tutti coloro che in questa regione hanno reso la produttività dell'Italia molto competitiva grazie alle imprese di questa regione, io voglio spiegare come li stanno fregando, perché questa riforma sta fregando soprattutto il tessuto produttivo del nostro paese, sta togliendo tutte le opportunità ai territori di autogovernarsi e soprattutto sta continuando ad alimentare burocrazia e corruzione. Perché, leggetevi l'articolo 70 della nuova riforma, è scritto nel peggior burocratese possibile e immaginabile. Quel burocratese
che non ci consente più neanche di sapere, quando un'impresa o una famiglia ha un problema, quale sia la legge che si riferisce al nostro problema, quale sia l'ente che ci deve risolvere quel problema, quante certificazioni deve fare un imprenditore ogni mese per mettersi in regola e non rischiare multe. Bene, quel linguaggio lì, che è già nelle leggi dello Stato, oggi lo trasferiscono nell'ultima legge, quella fondamentale dello Stato, la Costituzione, che potevamo spiegare anche ad un bambino. E non mi meraviglio del fatto che molti docenti di diritto costituzionale abbiano già dichiarato che non saranno disposti ad insegnare più nelle università se dovesse passare questa riforma, perché non c'è più nulla da insegnare se devi spiegare ad uno studente che questa riforma è stata fatta per salvare la poltrona ad una classe politica che non ha più il consenso del popolo italiano, ed è per questo che dobbiamo votare no. Mi raccomando, so che qui ci sono tanti attivisti, adoperiamoci il più possibile e spieghiamo alle persone che è un referendum senza quorum, non è scontato, qui vincerà per forza o il sì o il no, non esiste il problema del quorum che se non si raggiunge il risultato non è valido. Questo è un problema, perché molti non lo sanno, credono che standosene a casa possano bloccare il referendum, invece per un solo voto potrà vincere il no sul sì. Votiamo no, chiediamo nuove elezioni e mandiamole a casa una volta per tutte. Grazie. Prevede il nuovo procedimento legislativo che non è più bicamerale ma è un bicamerale incasinato, diciamo così, perché non è più previsto un solo procedimento ma almeno 3 procedimenti, qualche costituzionalista ne vede addirittura 14, e questo potrà creare non più conflitti tra Stato e Regione ma tra Camera e Senato, e questi conflitti dovranno essere dipanati dai 2 presidenti, che sono 2, e ovviamente dovrà intervenire in casi estremi anche la Corte Costituzionale, quindi di fatto non si semplifica il testo. Noi siamo l'unico partito, l'unico movimento che in aula vota, l'unico gruppo parlamentare che in aula vota nel merito delle questioni, siamo quelli che più hanno votato le questioni degli altri partiti, quindi questa era sicuramente la prova che noi non siamo il partito del no. Quale sarebbe la riforma che vi piacerebbe? Beh, sicuramente una riforma che amplia quelli che sono gli strumenti di democrazia diretta. Questa riforma di Renzi falsamente dice che vengono ampliati questi strumenti parlando di referendum propositivi di indirizzo. In realtà quello che non si dice è che qui la democrazia diretta cambia in peggio, perché questi strumenti non esisteranno fino a che non sarà varata una legge che chissà chi, quando e come farà in futuro, perché appunto questi strumenti vengono solo citati ma non saranno attuati. E poi soprattutto gli strumenti attualmente che abbiamo a disposizione peggiorano, perché le leggi di iniziativa popolare per essere presentate avranno bisogno di 150.000 firme e non più di solo 50.000 firme, e i referendum propositivi da parte del popolo passano da 500.000 firme a 800.000 firme se si vorrà ridurre il quorum al momento della votazione, quindi un peggioramento anche per gli strumenti di democrazia diretta. La clausola di supremazia, che prevede che lo Stato possa avocare a sé competenze che sono della Regione per motivi di interesse nazionale. Questo significa togliere il potere alle istituzioni più vicine ai cittadini e accentrarle nell'uomo unico, nell'uomo della provvidenza. Se vince il no il 4 novembre si in fronte del sì, per vedere delle riforme bisognerà aspettare altri 20 anni, rimarremo fermi per vedere. Questo non è vero il contrario. Se vince il sì avremo un Senato che sappiamo potrà votare sulle riforme costituzionali, che cambia ogni anno, perché ogni anno in Italia ci sono elezioni regionali e quindi la composizione del Senato, che dovrà decidere su delle riforme costituzionali, cambierà ogni anno. Se votiamo sì, questa riforma ce la terremo per sempre, perché sarà praticamente impossibile cambiare la Costituzione. Se vince il no invece potremo andare avanti con il sistema che ci hanno donato i padri costituenti.